Oggi apriamo il nostro telegiornale ripercorrendo la bella favola che sta vivendo Telesardegna, che ha festeggiato i 35 anni di attività con un prestigioso riconoscimento alla sua editrice Caterina Cosseddu. Questa è la menzione letta da Susi Ronchi, volto noto della RAI e presidentessa di Giulia, giornalista e Sardegna. Editrice da oltre 20 anni dell'emittente regionale Telesardegna, la prima donna patron di una televisione. Ha fatto del suo impegno nel sociale la cifra della sua attività di imprenditrice, tale da imprimere ai progetti di impresa i tratti di una battaglia di civiltà. Determinante il suo contributo per la crescita di un canale di informazione innovativo, fondato sulla diffusione della cultura e della parità di genere. Ha saputo coniugare la sua abilità imprenditoriale con l'attenzione per gli aspetti umani e i temi sociali del presente. Oggi l'emittente è balzata, come certificano i dati Auditel 2023, al secondo posto tra le realtà televisive dell'isola, grazie ad un palinsesto di assoluto rilievo e a un vertiginoso crescendo di consensi di pubblico e di raccolta pubblicitaria. Tutto è accaduto come in una bella favola nel volgere degli ultimi 24 mesi di attività, partendo dalla storica sede di Nuoro, dove rimane l'amministrazione e la direzione del telegiornale, per poi raggiungere la prestigiosa sede cagliaritana a Manifattura Tabacchi. Ovviamente saremo in prima linea per seguire tutta la campagna elettorale, per far ascoltare ai nostri telespettatori e per poter aiutarli nella scelta del prossimo governatore della regione Sardegna, ma non ci fermeremo qua, non parleremo solamente di politica, continueremo a parlare di economia, continueremo a parlare di innovazione, continueremo a parlare di lingua sarda, insomma non ci tiriamo indietro in niente, speriamo di riuscire anche a potenziare l'informazione che è il cuore della televisione, è generalista come la nostra, e poi tante sorprese che vi comunicheremo strada facendo.